Dovremmo abituarci a un autunno con un aumento delle bollette del gas e della luce, e questo lo sappiamo. Vorremmo anche capire cosa accadrà per quanto riguarda i rifiuti, le varie tariffe. E qui in Friuli Venezia Giulia, soprattutto in provincia di Udine, si è fatto un gran parlare in questi mesi e negli ultimi 2 anni per quanto riguarda la raccolta differenziata a Udine, ma anche nelle altre città contermini, soprattutto quelle interessate dalla NET, e quindi abbiamo voluto qui vicino a noi il presidente della NET, Mario Raggi, qui vicino a me. Buonasera. Buonasera. Così ci potrà un po' dire sostanzialmente quale sarà fare un po' di chiarezza sul bilancio, il piano industriale. Sappiamo che ci sono state un po' di polemiche, questa è l'occasione giusta, insomma, in 20 minuti per poter chiarire un po' tutto. Allora, prima però iniziamo un po' dalla notizia di queste ultime 24-48 ore, la nomina del nuovo direttore, dopo Fuccaro, una nuova figura, insomma, che potrà darvi una mano per poter indirizzare la società. Speriamo, perché dobbiamo ancora contrattualizzare, nel senso che abbiamo finalmente selezionato un bel profilo, un profilo più verso l'amministrativo, in quanto noi avevamo interesse di rafforzare un po' questa area, e abbiamo avuto la fortuna che tra i selezionati erano tutti bellissimi candidati, e chi diciamo, ha prevalso ha una storia già in un'azienda tipo la NET, praticamente la gemella della NET della zona veneta. Quindi già con esperienza. Quindi un'esperienza, siamo molto contenti, e lo incontriamo giovedì e speriamo appunto, di trovare l'accordo per il preavviso e che cominci quanto prima. Con Fuccaro non vi sentite più? Non vi siete Con lasciati Fuccaro... un po' male? Vi ha sorpreso un po'? Cioè, ci chiarisca cosa è successo? È stata una dimissioni lampo che nessuno se l'aspettava. Ma neanch'io, no, nessuno, compreso me. Così da un giorno all'altro ha presentato le dimissioni. Ma è stata una cosa ancora più articolata, più strana. Me le ha presentato durante una riunione, non dicendomi che erano dimissioni, mi sono arrivate questa busta sul tavolo, c'è stato un misunderstanding, dice che io l'avevo vista, ma io in realtà mentre parlavo non le avevo guardate, ma non importa, comunque... Ma mai una discrepanza prima, mai un litigio, niente di che? No, discrepanze di tipo tecnico, organizzativo, sì, perché comunque io, come chi mi conosce, sa che quando vado in un'azienda sono un uomo che deve essere comunque informato, voglio vedere, voglio capire, e chiaramente magari un po' di discrepanze sul mio modo di agire, io del suo ovviamente, c'era un po' di incompatibilità di gestione. Ma non sulla gestione del porta a porta? Cioè, no, ma il problema lì, infatti la sorpresa è stata che lui aveva comunque tutte le deleghe per poter fare quello che voleva. Noi come CDA, forse pochi lo sanno, ragioniamo in forma collegiale. Tutto quello che decidiamo deve decidere il CDA insieme. Io come Presidente sono legale rappresentante, ma il direttore generale è quello che poi alla fine è il direttore d'orchestra dell'azienda, quindi tutto sommato lui possiamo dire un termine anche se improprio, un padre padrone dell'azienda, perché può fare e disfare quello che crede, chiaramente entro certi limiti. Oltre certi limiti deve passare in CDA tutto ciò che il CDA decide, e deve essere collegiale, quindi di fatto io senza il CDA non decido niente, mentre lui da solo decide. Ma senta, dopo Fuccaro sono stati persi anche i consiglieri Falcone e Antonelli. Ma cosa sta succedendo all'interno della NET? Niente. Allora, Falcone è stata una perdita, purtroppo anche... Ugo Falcone, giusto per sottolineare. Il professor Ugo Falcone ha avuto un incarico a tempo pieno per quanto riguarda, lui insegna nelle scuole, ha avuto a tempo pieno, era titubante sull'incompatibilità o meno, siccome doveva iniziare il servizio il 1° di settembre e noi avevamo un CDA il 4 di settembre, nel dubbio ha detto preferisco lasciare il campo libero perché avrebbe inficiato anche le delibere che sarebbero poi susseguite. Poi questa sua dimissione, oltre che confermate, il suo dubbio è stato confermato ed è effettivamente dovuto andare via perché c'è incompatibilità, in quanto noi rientriamo in un'area commerciale e non è compatibile. Poi lì è stata la bagarre, è andato via per altri motivi, in realtà il motivo è andato... Questo qua, anzi, avevamo un ottimo rapporto ed è stata una persona che ha collaborato parecchio all'interno del CDA. L'altra invece è un po' più, diciamo, sul filone Fuccaro, nel senso la dottoressa Antonelli era un po' anche la memoria di questo CDA, in quanto aveva già fatto il CDA precedente, viene dal secondo giro praticamente, secondo mandato. Lei era molto legata alla direzione, l'avevamo previsto, diciamo, me l'aspettavo che sarebbe andata via perché comunque faceva parte un po' di quella corrente di pensiero di... Ma lei che società si è trovata davanti? Visto che da quello che riesco a capire c'è un
un CDA che era legato insomma a quel direttore lì, una persona. Sì. Ok. Che società si è trovata davanti? Che società vorrebbe creare lei? Cioè, dove la vuole portare? Allora, la società, partiamo dal presupposto che è una società leader nel suo campo e il dottor Fucolo comunque 16 anni l'ha gestita, non possiamo dire niente. Infatti non è che l'attacco non era nei confronti del dottor Fucolo, ma magari forse nel fatto che era un po' in qualche modo appiattita, perché 16 anni comunque sono tanti per una direzione. È chiaro che arrivando soggetti nuovi, non solo io, anche tutti i consiglieri che sono stati nominati nuovi, con voglia di fare, con voglia di, oltre che guardare, anche innovare, probabilmente qualcosa... Però l'azienda, diciamo, in questo momento il nostro sogno di azienda è che diventi un'azienda importante più di quello che lo è già, ma soprattutto che allarghi un po' anche il campo dei servizi oltre ai rifiuti, in modo che così... Cioè, dove volete andare? Ma stiamo valutando diverse cose, nel senso che noi oggi come oggi siamo molto forti per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, siamo meno forti per quanto riguarda i servizi laterali. Noi come azienda possiamo fare fino al 20% di servizi sul totale del fatturato, quindi noi in teoria potremo raccogliere circa 7 milioni di fatturato che non sia nell'ambito dei rifiuti. Stiamo discutendo sul discorso della gestione degli spazi cimiteriali, delle pulizie del verde, delle aiuole, perché? Perché tante volte... Quindi multiservizi. Ma sì, ma più che... Potete diventare una multiservizi? Sì, vorremmo diventare forse, cioè, vorrei amplificare quella parte del 20% che va fuori dai PEF e che quindi va fuori da quel discorso che riguarda l'ausilio di cui forse dopo parleremo. Sì. Ma quello che è interessante sapere è che tante volte questi servizi non comunicano tra di loro. E quindi noi non sappiamo che in quel momento viene fatto uno sfalcio e quindi che sporcano una strada e quant'altro. Quindi avere un'integrazione dei servizi tutt'uno con un unico interlocutore, visto che comunque ci siamo, perché no? È un'ipotesi che stiamo valutando. È questo il piano industriale che vuole portare avanti? Tanti dicono manca un piano industriale. Ma premetto che il piano industriale manca da tanto tempo in Ennet, nel senso che comunque è l'ultimo Però lei piano. da un po'. Cioè, Io sono da un anno esatto. Sì, da un anno. Quindi da un anno avrà elaborato un piano aziendale per i prossimi... Il piano industriale nostro è penso che entro 20 giorni lo presentiamo perché stiamo completandolo. Però il piano industriale in quanto tale c'era già un elaborato che risale a 3 anni fa che in teoria è il nuovo impianto di gestore, perché quella è la vera novità del nostro piano industriale. Cosa farà questo nuovo impianto? Questo nuovo impianto dovrebbe portare quelle economie di scala che tanto auspichiamo. Quel digestore? Digestore, sì. Che dovrebbe sorgere. Allora, la fase A è già completata, fra un mese entriamo nelle nuove palazzine. Okay. Quindi la fase A si intende spostare tutto quello che sono la fase operativa in un altro sito adeguato che è stato fatto ad hoc da questo Project Finance che io ho ereditato come tutti i consiglieri. Fase B invece, quella più interessante, dovrebbe essere quella che fa partire il digestore, che sarebbe questo grande impianto che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti, non solo di Udine, ma tutti i 57 comuni che noi gestiamo, e trasforma in biometano, trasforma in energia biometano che poi viene data sia ai nostri automezzi, che saranno anche quelli attrezzati per andare a biometano, sia andare in rete, e quindi diventa un ciclo, la famosa circolarità viene gestita in modo adeguato. È un impianto importante, è un impianto che preoccupa anche abbastanza perché è impegnativo per quanto riguarda, noi siamo solo stazione appaltante, quindi aspettiamo che ce lo consegnino, però ce la stiamo mettendo tutta perché questo possa avvenire. Lei ha detto 57 comuni, qualcuno le ha detto, ho letto insomma, sui giornali che dice che la NET è Udine centrica. Lei si sente di rassicurare gli altri amministratori? No, noi... Ma sicuramente sì, anche ieri ero in giro da qualche sindaco più piccolo, sono andato a visitare Carlino perché c'erano delle emergenze, altre cose. Noi siamo sempre su tutti i comuni, per noi, per quanto si riguarda a livello di servizio gli azionisti sono tutti uguali. Da un punto di vista poi decisionale io non entro in merito perché le subisco le decisioni come altri, non è che possiamo dire. Per quanto riguarda i servizi operativi penso che nessuno possa dire, nessun sindaco che si sente trascurato, assolutamente. Senta, cosa ci dice realmente dei conti? Si leggeva, si è sentito anche in questo caso, di una barca che affonda, perdite vistose. Sì, allora, tutta questa bagarre che è stata sul fatto che il bilancio, nonostante il fatto che nessuno ha detto chiude inutile con oltre 2 milioni anche nel 2021, andando ad analizzare il bilancio, se andiamo nelle pieghe di bilancio, la gestione caratteristica langue. Ma langue perché? Perché
chi era prima aveva già fatto degli sconti ai comuni importanti, pari quasi all'importo che andiamo in perdita di gestione caratteristica, cioè ha scontato prima quello che oggi ci troviamo. Io credo, non c'ero, che questo sia stato fatto perché avendo già in previsione un utile di bilancio che si formava con questo tipo di project finance, hanno detto diamo adesso che tanto non andiamo a impattare, andiamo comunque inutile. Quindi bisognerà ritoccare un po' il tutto dopo. Adesso diciamo che automaticamente se fosse già partito l'impianto, perché non dimentichiamo che questo impianto doveva essere già partito, è in ritardo di diversi anni, se fosse già partito l'impianto, solo l'impianto porterebbe un vantaggio al bilancio di 800.000, che sono giusto gli 800.000 che alcuni consiglieri. Nessun problema. Ma nessun problema. O dovete rimediare quando a livello di il bilancio nessun problema, a livello di liquidità nessun problema. È chiaro che paghiamo il conto, come dicevo prima, della tariffazione, che ormai non è più una tariffazione modulata ma imposta. Quindi noi sappiamo già cosa fattureremo all'inizio dell'anno perché l'Ausir ci dà i PEF già chiusi. Ecco perché allora dobbiamo andare ad attingere un po' di ricavi in alternativa ai PEF che l'Ausir ci scarica ogni fine anno. È cambiato il sistema di fatturazione, a beneficio tra l'altro secondo me dei cittadini, perché comunque i cittadini hanno la possibilità di avere un price cap massimo di 1,6% di aumento, che quindi non ci sono più quelle oscillazioni che magari potevano esserci ieri. Ok, allora, questo mi ha già annunciato più o meno che non ci saranno delle variazioni per i cittadini, che poi è anche il tema della serata. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco sempre con Mario Raggi, Presidente NET. Dell'ecologia in primo piano in questa prima puntata di Screenshot della settimana. Vicino a me Presidente della NET Mario Raggi, saluto nuovamente, e abbiamo parlato insomma di questo primo anno da Presidente, un anno esatto, proprio l'abbiamo scelto a caso, neanche tanto questo il fatto che lei potesse venire qua, però è un anno anche o poco più da quando è iniziata la raccolta casa per casa. Sì, un po' di più. Un po' di più, però si può già fare un bilancio. Sì, il bilancio, come ho comunicato già anche sulla stampa più volte, è sempre tendente alla crescita, nel senso che per crescita per noi è l'aumento della percentuale di differenziata. Stiamo cercando di arrivare all'80 per poi superarlo. Diciamo che comunque i numeri che abbiamo sono già numeri molto soddisfacenti, che fanno vedere due cose. Una, che i cittadini ci tengono molto all'ambiente, perché si può fare differenziazione nel modo buono e nel modo cattivo. La qualità della differenziata che noi abbiamo oggi in casa per casa, Udine non solo, è di qualità elevata. Questo spinge in su la percentuale ovviamente che noi abbiamo a favore. E credo che sia un problema importante anche sottolineare che l'attenzione all'ambiente è sul tavolo di tutto il mondo, quindi non è solo un tavolo a Udine. Udine peraltro venerdì di nuovo ci sarà una manifestazione da parte dei Fridays for Future, i ragazzi insomma scenderanno in piazza, quindi il tema è molto sentito. Il tema è sentito, ma soprattutto è dovuto, perché purtroppo il tempo è finito, l'ambiente l'abbiamo trascurato tutti noi, ci mettiamo dentro tutti, e un piccolo gesto, un piccolo sforzo che all'inizio può essere difficile, ma una volta poi abituato diventa abbastanza abitudinario, dà una gran mano all'ambiente, ci permette a noi di avere dei ricavi che possono attendere, evitare di andare a essere ricattati, tra virgolette, passatemi il termine, dalle discariche che cambiano i prezzi liberamente, quindi noi dovremo controllare il ciclo. Ecco, ho anche letto qualche critica da parte di qualche consigliere comunale che parla, quali sono i costi effettivi di questa raccolta differenziata, di questa raccolta casa per casa? Allora, i costi effettivi sono costi che adesso tra l'altro sono interrogazioni che stanno correndo, verranno pubblicate sicuramente. Allora, che la differenziata costi un po' di più è evidente, però dov'è che è il vantaggio? Che nel momento dove possiamo, come tutte le impostazioni nuove, c'è un investimento iniziale che poi a tendere si ammortizza. È chiaro anche che noi dipendiamo dal mercato, per esempio quest'anno ferro, carta... Ma questo se c'è un aumento dei costi ricadrà poi sui cittadini? No, per i motivi che ho detto prima. Che ha detto prima. Lo ribadiamo perché qualcuno magari non ci ha ascoltato. È chiaro, allora, mi esprimo meglio. Noi oggi le tariffe vengono fatte calcolando i costi dei 2 anni del biennio precedente. Nel 2024 andremo a vedere i costi del 2021, 2023 andremo a vedere i costi del 2021.
è chiaro che quello è la base su cui poi si viene costruito l'importo della Tari. E bisogna aspettare un po' di anni affinché questa cosa venga in qualche modo sedimentata e che sia poi ripetitiva. Il vantaggio però che, secondo me, da quello che ho visto in questo anno di attività, sarà nel momento in cui noi verificheremo che è vero sì che abbiamo un costo in più di gestione o di impianto, però alla fine abbiamo più ricavi dalla plastica, dal ferro, dalla carta e quant'altro, e questo va a bilanciare questo sborso maggiore. Quindi è stato fatto secondo me apposta, anzi lo dico perché l'abbiamo verificato, per cercare nel tempo di non avere delle oscillazioni importanti di Tari. Consideriamo anche che noi come comune, ma non solo, comunque la NET è quella che ha le tariffe più basse d'Italia, siamo stati premiati per questo. Quindi noi abbiamo anche avuto questo vantaggio l'altro anno. Senta, quando vede che Udine qualcuno lascia la spazzatura in giro, non dica di no, insomma è evidente, insomma. Sì. Ecco, lei lo ammette, qualcuno addirittura parla di discarica a cielo aperto. Perché questo accade? Non funzionano le fototrappole? Non funzionano le telecamere? Non funziona, c'è un problema di cultura? Sono i soliti incivili? Allora, premetto che non funziona bene il casa per casa? No, allora, ci sono tre modi di guardare questo problema. Intanto, dobbiamo essere, se siamo obiettivi a dire che è vero che ci sono alcuni rifiuti in giro, bisogna dire che c'erano anche prima, perché diciamo, i cittadini maleducati o i cittadini incivili ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Forse si notano un po' di più perché mancano i bidoni. Diciamo che c'è più attenzione probabilmente, adesso il rifiuto è al centro dell'attenzione, quindi viene un attimino evidenziato meglio. Il vero problema, secondo me, non è tanto nei rifiuti all'interno della città, ma quello nei fossi, che sono i famosi rifiuti che gli artigiani scaricano, che sono detriti a volte che noi non possono neanche essere toccati perché sono detriti che noi non possiamo gestire, in quanto sono detriti speciali. E chi lo gestisce? Bisogna chiamare la polizia ambientale fa rilievi, fa tutte le cose, c'è tutto un iter molto procedurale. E come si può risolvere quel problema? Beh, sicuramente andando a rivedere un po' il discorso delle discariche per quanto riguarda questo tipo di rifiuti e permettere agli artigiani di accedere in modo più semplice, probabilmente mi viene da dire. Per quanto riguarda invece il porta a porta, i veri problemi sono laddove esistono una fascia di cittadini che o non sono stati ancora censiti o non sanno utilizzare ancora, non sono andati a chiedere i bidoncini e buttano. Però devo dire la verità che abbiamo noi un controllo molto giornaliero, facciamo foto da tutte le parti ogni giorno, abbiamo un reportage fotografico importante e sta calando moltissimo. Siamo arrivati a una situazione molto molto bassa in questo momento, quindi dal punto di vista come Presidente io sono abbastanza contento e sono convinto che a tendere questa cosa andrà a scomparire. Ma le fototrappole funzionano? Avete dei dati che vi confortano? Anche lì è un problema perché le fototrappole in realtà le gestisce sempre la polizia, non possiamo gestirle noi. Quindi nel momento in cui la fototrappola poi sovrascrive dopo 8 giorni o si interviene in modo tempestivo oppure è difficile riuscire a risalire. Hanno funzionato, dovrebbero funzionare a mio avviso meglio, stiamo collaborando. Ce ne avete beccati pochi? Sì, nel senso che dovrebbe esserci un lavoro un po' più organizzato, ma anche lì è un problema di risorse. La polizia ha le risorse che ha e certamente non riesce a stare dietro le fototrappole, ha delle priorità. O ribecchi in fragranza oppure si Esatto. Abbiamo comunque sempre più spesso cittadini molto virtuosi che ci segnalano situazioni, fotografano anche loro, perché l'interesse dell'ambiente non si deve limitare a fare il bravo a conferire, bisogna anche aiutare un po' l'organizzazione, che noi non siamo onnipresenti chiaramente. Sì. Senta, verrà rivisto in qualche modo il casa per casa? Mi viene da pensare alle isole ecologiche, se avvierete nuove iniziative, cioè, avete in mente qualche nuovo progetto? Allora il casa per casa è un work in progress, nel senso che attualmente noi io ho ereditato una situazione di una differenziata casa per casa spinta, dove ci sono state ovviamente delle diversità, nel senso che i super condomini per esempio sono quelli che hanno pagato il conto maggiore, perché voi avete visto in giro per la città che c'erano alla mattina anche 300-400 contenitori che erano di questi mega condomini che portavano fuori la mattina. Ecco, su questi il sindaco e tutta l'amministrazione, la giunta ha voluto intervenire. Noi come NET abbiamo organizzato dei tavoli con tutti gli amministratori, le categorie di amministratori principali e abbiamo risolto per il momento via Podgora, che funziona. Adesso, proprio di recente, vi do una notizia in anteprima, il sindaco sta mandando in approvazione altre 4 situazioni, 5 addirittura, per risolvere i super condomini tipo Piazzale Cella, piuttosto che
Piazzale Chiavari, via Malborghetto e via Montortigara, che sono quelle zone che vanno un po' centralizzate, e l'Iber ha fatto un'isola chiusa per questi condomini in modo che eliminiamo circa 3.400 bidoncini. Bidoncini che, attenzione, prima che qualcuno dica, li risanifichiamo e li ricicliamo, certo, dove c'è un porta diverso di questo. Senta, volevo tornare sulla questione del biodigestore, a che cosa servirà? Il biogestore nel momento in cui parte servirà a portare un conferimento attuale, che noi oggi come oggi per conferire l'umido, per parlare, la cosiddetta Forsu, andiamo a conferirlo a circa 115 euro a tonnellata. Domani abbiamo un contratto che lo conferiremo a 75 euro a tonnellata. Quindi considerando che noi gestiamo circa 21.000 tonnellate all'anno, fate un po' i conti, sono cifre importanti di economia di scala. È chiaro che deve partire, sono anni che diciamo che parte e noi aspettiamo che questo venga consegnato. Fine anno? No. No, fine prossimo anno. Allora. Vabbè, loro devono correre perché diciamo che a fine 2022 scade il vantaggio per il vantaggio del biometano. E se non lo prorogano, come dicono, al 30 giugno 2023, che io penso che sarà sicuramente così, al momento loro dovrebbero consegnarcelo per fine 2022. Senta, non è facile. Certo. Senta, l'ecocompattatore, €1,5 di spesa famoso per qualcuno dice sì, ma spendo €1,5 di benzina per andare, tornare, andare a spendere quell'euro, alla fine è una mezza beffa, voi avete speso 390.000 euro se non sbaglio? Ma anche lì è la stampa, no? che ogni tanto va interpretata. Allora, o va interpretato chi l'accusa, perché comunque è partita un'accusa da alcuna persona precisa. Sì, abbiamo nome e cognome, anche già replicato sui giornali, però la cosa diciamo, incredibile è che se andiamo ad analizzare un caso dobbiamo andare ad analizzarlo fino in fondo. Allora, questi ecocompattatori che sono in giro per l'Europa da 10 anni, è una novità che è arrivata in Italia di recente e funziona benissimo dovunque sono stati installati, è sparita la plastica. Perché è vero sì che c'è una premialità minima, però è comunque un qualcosa dove c'è chi gioca, c'è chi si diverte, c'è chi comunque anche quell'euro gli può fare la differenza, c'è chi mette €1, c'è chi mette il cappuccino, chi mette la brioche, ci sono varie premialità e comunque vediamo che dovunque sono stati messi, al momento noi abbiamo solo 3 teste, uno a Cividale, uno in Via Stiria e uno a Palazzolo dello Stella, stanno dando risultati interessanti. Il fatto che io parta da Piazzale Chiavari per andare in Via Stiria a portare 10 bottiglie forse è antieconomico, non mi verrebbe neanche da farlo. Quando vado in Via Stiria a portare altre cose butto anche la plastica. Però verranno, voglio essere chiaro su questo punto, sono tutti a titolo gratuito. Cioè la NET non spende soldi e laddove dovesse spenderli li rinoleggia a pari costo della gestione, quindi per noi è a costo zero. Deve essere a costo zero. Senti, faccio l'ultima domanda, manca un minuto. Come si immagina la NET da qui a 1 anno, 2 anni? Sicuramente più organizzata sotto un profilo diciamo, di gestione anche amministrativa, vorrei aumentare il controllo di gestione, la possibilità di dare a tutti i consiglieri dei dati in tempo reale, analizzare meglio i costi, andare a controllare anche questo appunto economie di scala e soprattutto io spero più green. Quindi noi vorremmo arrivare a essere sempre più green e sempre un'azienda di servizi per in modo che la NET non sia solo le immondizie, ma sia un'azienda di riferimento a tutela dell'ambiente che ci circonda. Grazie per il suo intervento, Presidente. Grazie a lei. Aspettiamo la prossima volta magari. Grazie, tornerò volentieri. Tra un anno magari, chi lo sa, insomma. Se sei riuscito a realizzare... Sei riuscito... Quando le scade? No, per 2 anni. Sì. Allora avevo detto giusto, tra 1 o 2 anni. Sì. Bene, io la ringrazio voi telespettatori, ci vediamo domani con Daniele Micheluz, venerdì con me. Grazie, arrivederci. Buonasera.